C'è un episodio che sta scandalizzando un po' tutti gli appassionati di scacchi. Stiamo parlando del tentativo del campione del mondo Magnus Carlsen di barare in una partita. Sì, hai capito bene, il campione del mondo che prova a barare. Dopo aver tanto fatto causa a Niemann, eccetera, anche lui ha provato. Ma andiamo a vederlo perché quello che è successo è veramente esilarante. Ci troviamo in questa posizione, Magnus gioca con i bianchi e dalla parte dei neri c'è Pragnananda. Siamo nel Tata Steel Master di quest'anno e su questa mossa re in E4, Carlsen chiede la patta e Pragna accetta. Tutti si sono domandati: ma com'è possibile che un grande giocatore di quella portata come Pragna, che è famoso per le sue abilità tattiche, non abbia vista la semplice donna in H1 con l'idea poi di papparsi la donna dopo lo scacco? In realtà la spiegazione a questa domanda è molto semplice. La partita reale, il re è andato in E3, non è andato in E4. Allora perché sulle partite di scacchi è stata registrata la mossa come re in E4? Ci sono molte partite in cui viene fatta una mossa assurda e il nero, anziché punire questa mossa assurda, accetta la patta. Forse questi gran maestri sono dopo 68 mosse non ce la fanno più, quindi accettano pur di non continuare? No, la spiegazione è molto semplice. Come saprai, le partite dei grandi, dei più famosi al mondo vengono giocate su scacchiere elettroniche, ossia delle scacchiere che sono collegate a dei software che, mentre i giocatori muovono, queste mosse vengono poi riportate in streaming, in diretta, sui vari siti e sui vari siti ufficiali. Cosa succede? Che alla fine, quando si mettono a posto i pezzi, solitamente è buona norma posizionare al centro il re e a seconda di chi ha vinto, se ha vinto il bianco o che ha vinto il nero, i re vanno messi in un modo particolare. E dato che questa partita è finita in parità, i due re andavano messi uno di fronte all'altro, ma Carlsen posiziona i re in modo tale che sembra che è il bianco che abbia vinto. Diamo un occhio. E mentre compilano i formulari, Pragna si rende conto e acconcia i re, li mette uno davanti all'altro facendo un sorriso. Dopo il tentativo di fregare l'avversario, in realtà i due alla fine si fanno una risata insieme. Pragna glielo fa notare, Carlsen si mette a ridere con lui. Qualcuno dice che era un tentativo, tanto i foglietti parlano chiaro, cioè oltre a quello che c'è sulla scacchiera, perché il giudice di gara, oltre a vedere la posizione dei due re sulla scacchiera, guarda anche i formulari. Quindi ci sarebbe stato innanzitutto quella contraddizione e in secondo luogo probabilmente qualcuno dice: ma quella è memoria muscolare di Carlsen, che è abituato a vincere, a mettere il re in quel modo, e quindi è andata così. Oppure semplice, più plausibile, semplice distrazione dopo una partita di quasi 70 mosse. Ci sta tutto, insomma, alla fine si è risolto tutto in taralluce e vino, niente tentativi di truffa, ma semplicemente una distrazione che però è stata molto simpatica e sta facendo discutere molto. Ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto, noi ci vediamo domani con un altro nuovo video qui su Matto Scacco. Ciao!